Infrastrutture e controlli, il punto della situazione del governatore Zaia. Abbiamo stanziato già 15 milioni in tempi non sospetti prima di Genova, ma ci vuole un piano nazionale. Appello per il ponte di Vidor, servono 40 milioni. Intanto è entrata a Treviso la squadra a ricerche dei Vigili del Fuoco intervenuta a Genova. Sono stati proprio loro a recuperare sabato l'auto della famiglia di Novara morta nel crollo del viadotto. Pedemontana a fine mese il ministro dell'Interno Salvini a Palazzo Balbi per firmare il protocollo di sicurezza contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri, una presenza di peso che dà un'accelerata all'opera. A Santa Lucia di Piave i raid dei ladri nell'abitazione di un'anziana morta da qualche giorno, la rabbia del sindaco, un atto vile, lancia un appello ai cittadini segnalati i furti anche in comune. Ieri la denuncia del giovane italiano di origini africane, oggi la difesa del sindacato locali da ballo che respinge ogni accusa, nessun razzismo in discoteca. Evasione fiscale, prima condanna definitiva per l'ex patron della NES Luigi Compiano, con lo Stato che per coprire l'ammanco ha confiscato un vero e proprio tesoretto. Sport, basket, 7 giocatori nuovi e un coach che promette obiettivi importanti. Ieri la presentazione della nuova De Longhi Treviso. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre parlando del tema infrastrutture diventato all'ordine del giorno dopo il disastro di Genova, dopo la provincia anche la regione pone in testa alle priorità il ponte di Vidor, a cui servirebbe un investimento, dice il governatore Zaia, un investimento nazionale da almeno 40 milioni di euro. Il punto della situazione oggi. Infrastrutture, mentre il Ministero chiede agli enti locali un monitoraggio urgente di ponti e viadotti, il Presidente della Regione Luca Zaia richiama l'attenzione del Governo sul ponte di Vidor, uno dei 4 attraversamenti del Piave nella Marca trevigiana. Ci preoccupa perché è un'infrastruttura che è un'infrastruttura simbolo identitaria, perché va messa a norma, va salvaguardato e perché penso che in questo progetto nazionale di opere e questo piano Marshall non ci possa non essere il ponte di Vidor. Infrastruttura strategica che necessita di manutenzione se non di un completo rifacimento e che merita un investimento nazionale, dice il governatore, dell'ordine di 35-40 milioni di euro. 15 quelli che la Regione ha stanziato per la messa a norma delle opere di propria competenza, muovendosi in tempi non sospetti, sottolinea Zaia, ben prima della tragedia del Ponte Morandi. Secondo il monitoraggio effettuato da Veneto Strade la situazione nella nostra Regione è sotto controllo. Zaia lo specifica per rassicurare i tanti cittadini che scrivono email e mandano foto. E poi parla anche della bufera che ha investito la famiglia Benetton. Io penso che sicuramente nelle prime ore, nei primi giorni sia stata mal gestita, nel senso che una presa di posizione ci voleva da subito. Personalmente avrei quantomeno convocato subito i vertici di tutte le società e fatto subito un punto della situazione, ma questa è una visione di operatività che non compete a me. Dall'altro dico anche che è bene oggi chiarire fino in fondo nel rispetto delle 43 vittime, anche per dar giustizia le responsabilità. Bisogna chiarire le responsabilità, fare in modo che siano certe le responsabilità e chi ha sbagliato deve pagare. Presidente che rilancia l'ipotesi della holding autostradale del Nord-Est e boccia quella della nazionalizzazione. Non mi entusiasma questa partita, dico anche che se qualcuno mai decidesse di farla, con le regole di oggi sarebbe un suicidio, perché il pubblico non può essere efficiente con le regole di oggi. Se si pensa di nazionalizzare sul serio bisogna cambiare le regole, perché con le regole di oggi è più efficiente il privato del pubblico. Intanto, a proposito delle vittime, le citava il governatore Zaia, è rientrata a Treviso la squadra ricerche dei Vigili del Fuoco intervenuta proprio a Genova e sono stati proprio loro, i vigili trevigiani, a recuperare sabato l'auto di una famiglia di Novara morta nel crollo del viadotto. Sono partiti con la colonna mobile dei Vigili del Fuoco che ha lasciato Mestre sabato all'alba, direzione Genova, per cercare le ultime vittime del disastro di Ponte Morandi. Sono stati loro, i 4 vigili trevigiani della squadra ricerche, a recuperare l'auto su cui viaggiava un'intera famiglia, papà, mamma e figlioletta di 9 anni. Gli ultimi estratti in ordine di tempo da quell'inferno di cemento e acciaio insieme a un operaio della nettezza urbana. Uno scenario difficile che ha fatto seguito fra l'altro allo scenario di Bologna, dell'esplosione di Bologna, quindi siamo stati chiamati ad intervenire qui da Treviso nei giorni scorsi a Bologna e poi qui a Genova, su 2 scenari completamente diversi tra di loro, ma entrambi molto complicati. Uno scenario inedito per dimensioni del crollo, grandezza dei blocchi di cemento da spostare, cemento particolarmente compatto, in cui gli stessi pompieri dovevano fare attenzione a non ferirsi a loro volta.
Abbiamo avuto cantieri con 400 persone, 400 colleghi che si sono avvicendati in fasi da 400, 300, 200 e con questi numeri non abbiamo avuto fortunatamente nessun ferito tra di noi. Noi siamo arrivati che l'emergenza ancora non era finita, c'erano ancora delle persone da dover recuperare, quindi siamo stati indirizzati sui siti nei quali si presumeva che queste persone fossero. Dopo 4 giorni non c'era speranza di trovare altri sopravvissuti. Il recupero di genitori e bambina è stato impegnativo anche sotto l'aspetto emotivo. Poco importa se si fa questo lavoro da quasi 30 anni. Con il passare del tempo siamo più consapevoli di quello che facciamo, però i nostri interventi non sono tutti uguali, gli scenari non sono tutti uguali, però l'emotività è sempre la stessa, è sempre tanta. Vigili del fuoco tornati a essere ancora una volta degli eroi nazionali in questa emergenza, con striscioni di ringraziamento, post su Facebook e lunghi applausi ai funerali di Stato. Ci fa sempre piacere, però ci dispiace che questo piacere venga solo in questi momenti. Posso solo dire questo. A Genova nulla sarà più come prima e non lo sarà neppure per chi porterà con sé quell'esperienza professionale e umana. Vorrei ringraziare tutta la squadra, tutte le squadre, tutti i componenti solo per l'umanità e la professionalità che hanno dimostrato nel trattare proprio i resti umani che abbiamo rinvenuto. Restiamo in tema di infrastrutture perché sempre oggi il Presidente Zaia ha parlato anche dell'atteso arrivo a fine mese del Ministro dell'Interno Salvini a Venezia per firmare il protocollo di legalità contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri della Pedemontana. Dopo le frenate del Movimento 5 Stelle a livello governativo sull'opera, una presenza politica di peso che sembra dare un'accelerata all'opera. L'occasione è una firma, c'è da rinnovare il protocollo di legalità contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri della Pedemontana Veneta. E per questo serve il Ministro dell'Interno. Lo fece per la prima volta l'allora titolare del Viminale, Roberto Maroni. Lo rifarà il suo attuale predecessore, Matteo Salvini, ma questa volta la presenza del governo a Venezia, Palazzo Balbi, il 30 agosto prossimo, si carica di nuovi significati. Perché se l'esecutivo giallo-verde nella sua parte pentastellata aveva tirato il freno a mano sull'opera, vedi le parole del ministro Toninelli, la firma di Salvini sembra invece un'accelerata e non di poco conto, una carta politica di peso. Il cantiere sta andando avanti alle sue tempistiche e cronoprogrammi che sono definiti. Certo è che accelera ovviamente tutto quello che sono i controlli ai quali noi non ci siamo mai sottratti, abbiamo sempre coinvolto le istituzioni dello Stato e questo deve essere chiaro a tutti. I fatti di Genova inoltre impongono la massima sicurezza per il futuro. Così, dai vertici regionali che si occupano del progetto, è arrivato un ulteriore giro di vite su quali saranno i meccanismi di controllo e manutenzione della futura Pedemontana e dei suoi 95 km, di cui 50 in trincea, 27 sul piano rilevato, 7 in gallerie naturali e 9 in gallerie artificiali. Un tema, quello del no alle grandi opere, sul quale Zaia bacchetta il Movimento 5 Stelle, legandosi anche alle polemiche post-Genova. Oggi sono spariti i no Gronda, io vorrei che invece andaste a intervistare i no Gronda, coloro che comunque si opponevano quantomeno indirettamente a un'opera che avrebbe sgravato se non eliminato il tema di questo grande viadotto. Ma quante sono le opere che hanno un no e poi si sono rivelate funzionali? Pensate che il passante di Mestre, non l'ho realizzato io quindi parlo di un'opera non mia, quanta opposizione ha avuto il passante di Mestre, però i morti sono calati. Quante tangenziali? Io ho realizzato 450 rotatorie da Presidente della provincia. La mia provincia era la prima per mortalità in Italia, con quasi 200 morti all'anno, oggi ne fa una trentina, sono ancora tanti. Bene, ogni rotatoria ha avuto un comitato contro. Questo sarà un bel banco di prova anche per i 5 Stelle per capire da che parte stare. O si sta dalle parti delle opere, di quello che è sostenibile, ma se partiamo sempre dal presupposto che se c'è un'opera c'è un ladro, in Italia non si fa più nulla. Adesso apriamo la pagina della cronaca con raffica di furti nella zona di Santa Lucia di Piave e nel mirino dei ladri anche la casa di un'anziana morta soltanto qualche giorno fa.
Raid di furti nelle abitazioni. A Santa Lucia di Piave diversi i colpi messi a segno. Il sindaco: chi commette dei reati deve pagare. Una volta presi vanno lasciati in carcere, se stranieri rimandati a casa loro. La rabbia del primo cittadino di fronte ad un fenomeno che assolutamente dice non è in calo. L'ultimo in ordine di tempo a casa di un'anziana signora venuta a mancare qualche giorno fa. I ladri hanno fatto irruzione portandosi via diversi oggetti da casa e l'auto. Nonostante sia agosto, pensavo ci fossero le ferie per tutti, mi sono stati segnalati in queste ultime settimane dei furti in casa con sottrazione di preziosi, ma eseguiti con persone che sapevano qualcosa perché hanno lasciato la bigiotteria, e anche un furto abbastanza brutto, nel senso che indegno in una casa in cui recentemente era scomparsa una persona anziana e quindi hanno rubato una macchina. Si tratta di una Peugeot 206 Plus rossa con targa EC641PE. L'appello dei familiari: chiunque vedesse questa macchina si rivolga subito alle forze dell'ordine. I ladri hanno rubato all'interno dell'abitazione a pochi giorni dal funerale dell'81enne. Un atto, se possibile, ancor più vile. Persone senza scrupoli che prendono di mira abitazioni non solo isolate ma anche casetta schiera. Sconfortato il primo cittadino di Santa Lucia di Piave, gli organici delle forze dell'ordine sono quelli che sono. Poi aggiungiamoci un'altra cosa, che tanto questi, se vengono presi, non rischiano assolutamente nulla in Italia, lo sanno benissimo, se ne fregano, prendono in giro le forze dell'ordine, prendono in giro per i cittadini, e chi ha il potere e il dovere di cambiare le regole prende in giro noi cittadini, perché sono anni che se ne parla, ma non mi pare che ci sia una maggior severità. Pene più severe, aggiunge, non solo. Se viene preso, quelle volte che viene preso, debba scontare una pena o debba essere, se non è di questi luoghi, rispedito a casa sua, ma non in prima classe, a calci nel sedere. Poi l'appello ai cittadini di stare attenti, di essere prudenti, di non aprire a persone che non si conoscono. Segnalare al sindaco, in questo caso hanno il sindaco che può essere raggiunto molto facilmente, perché facendo il medico un numero di telefono che hanno tutti, e segnalarlo anche le forze di polizia, ma prima chiamate che magari facciamo un salto noi a vedere se c'è qualcuno che c'è in giro che vi sembra strano, senza fare la caccia alle streghe. È stata fissata la data dei funerali di Matteo Passarella e Ornella Pillotti, il 47enne e la 46enne, lo ricorderete, tragicamente scomparsi nel giorno di Ferragosto a Cimadolmo. Il piccolo aereo Piper su cui viaggiavano si era schiantato sul greto del Piave dopo aver toccato i fili dell'alta tensione. Le esequie del 47enne Passarella si terranno domani alle 16, mentre il rito funebre per la donna si celebrerà venerdì alle 10:30. Entrambi i funerali si svolgeranno presso la chiesa di Fontane di Villorba. Ieri sera, proprio nel corso del nostro telegiornale di Treviso, in apertura vi davamo conto di un tragico incidente stradale che era appena accaduto a Estrana, con un giovane centauro morto. La vittima è un ragazzo di Santa Maria di Sala. Stava percorrendo via del Mutton a Ospedaletto di Strana quando ad un tratto, forse abbagliato dal sole, non si è accorto di un furgoncino fermo in mezzo alla strada che stava per svoltare a sinistra. L'impatto è stato violentissimo, il centauro a bordo di un'Honda è volato per una ventina di metri finendo sull'asfalto. La vittima è un 26enne veneziano, si tratta di Cristian Salmaso, residente a Santa Maria di Sala. Ad assistere al terribile incidente alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. A terra la moto, i segni dell'ennesima tragedia della strada. La due ruote stava procedendo verso Istrana intorno alle 18:30 in un tratto considerato da sempre pericoloso. A poche decine di metri più avanti il mezzo condotto da un 44enne della zona. Il motociclista, secondo una prima dinamica dei carabinieri, non avrebbe visto il furgoncino. L'impatto è stato inevitabile. Evasione fiscale, prima condanna definitiva per l'ex patron della NES Luigi Compiano, con lo Stato che per coprire l'ammanco ha confiscato un vero e proprio tesoretto. Beni per 17 milioni di euro confiscati a Luigi Compiano, condannato in via definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione per non aver versato l'IVA tra il 2011 e il 2012 e ritenute fiscali tra il 2012 e il 2013. La Cassazione ha confermato la colpevolezza dell'ex rappresentante legale della Nord-East Service, rigettando il ricorso presentato in ultimo grado di giudizio dal suo difensore, l'avvocato trevigiano Piero Barolo. Un'evasione fiscale da milioni di euro per coprire la quale
lo Stato ha confiscato ben 17 milioni provento della vendita delle auto che facevano parte dell'impressionante collezione di Compiano. All'asta erano andate 434 vetture, 159 moto e 58 barche. A carico dell'ex patron della NES sono in corso altri 4 procedimenti legati al crack della società di sorveglianza privata. In quello principale l'ex imprenditore è pronto ad andare a giudizio per cercare di provare in aula la sua innocenza. Per gli altri 3 in cui è accusato di bancarotta fraudolenta ha scelto il rito abbreviato. Ha cercato di eludere il controllo degli agenti del volante di Treviso, ma non ci è riuscito, è stato bloccato e poi denunciato. È un ventenne pakistano bloccato ieri sera, poco dopo le 21, in viale Cairoli, durante appunto il controllo del territorio. Era alla guida di una Rover. Durante il controllo il ragazzo ha mostrato solo il permesso internazionale di guida, ma dagli accertamenti effettuati lo straniero risultava non aver mai conseguito la patente di guida in Italia. Il documento risultava falso. Lo straniero è stato dunque denunciato per falsità materiale e l'auto sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi. Ed ora torniamo a parlare della segnalazione di un 21enne italiano residente a Treviso, di origine africana. L'abbiamo raccontata ieri questa vicenda, che ha denunciato di non essere stato fatto entrare in 2 discoteche, una della Marca Trevigiana e una del litorale veneziano, in più di un'occasione perché di fatto di colore. Oggi la replica del sindacato dei locali da ballo, che respinge ogni accusa. E dopo un po' mi fanno: tu stasera non puoi entrare. Naturalmente la prima domanda che gli fai è perché, e gliel'ho chiesta. Loro la prima si sono voltati dall'altra parte e non mi hanno risposto, non mi hanno dato risposta. La seconda è stata perché stasera gli stranieri non possono entrare. Questo signore, non so chi sia, il motivo per cui sta protestando, vuol dire che qualcosa ha combinato e bisogna esaminare. Respinge ogni accusa Renzo Venerandi, rappresentante del sindacato locali da ballo. Non vuole sentire parlare di intolleranza e ancora meno di razzismo. Ma scherza? Non abbiamo nessun interesse e nessun problema, perché allora piano piano i nostri locali con solo italiani sarà difficile che vadano avanti, insomma. La vicenda era venuta alla luce dopo la segnalazione di un giovane 21enne che si era visto negare l'entrata in 2 discoteche, una nel Trevigiano e l'altra nel litorale veneziano, senza nessun motivo. Anzi, ai nostri microfoni aveva detto di essere stato fermato solo lui, mentre gli amici, tutti italiani, erano stati fatti entrare. La risposta di Venerandi è chiara. Noi non abbiamo nessun problema a far entrare gente extracomunitari, colore bianco o colore giallo o colore nero. Noi quello che è importante per noi è che la gente si comporti bene e che abbiano anche un atteggiamento e un abbigliamento adeguato. Tra l'altro, tiene a precisare Venerandi, abbiamo firmato un protocollo con l'ex ministro dell'Interno, in cui se ci sono delle persone indesiderate per motivi che hanno fatto qualsiasi tipo di mancanza nel locale, possiamo lasciarli fuori. Non dobbiamo chiedere permesso e non siamo obbligati a farli entrare per nessun motivo. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi faremo il punto della situazione sul virus West Nile in Veneto e nella Marca. Telegiornale di Treviso, siamo tornati in diretta per fare il punto con l'ultimo bollettino della regione sul virus West Nile. Sono 105 finora i casi confermati di infezione nell'uomo del virus West Nile. Di questi 34 si sono evoluti nella forma neuroinvasiva, con 5 decessi, tutti avvenuti in persone anziane o con gravi patologie pregresse. Lo ha evidenziato il quinto bollettino diffuso oggi dalla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto. Siamo di fronte a una situazione impegnativa, ribadisce l'assessore alla sanità Luca Coletto, ma che non deve destare allarme, con un centinaio di casi confermati su una popolazione di circa 5 milioni di abitanti. Gli scienziati fanno notare che si tratta in realtà di un virus dalle conseguenze limitate, tanto da essere asintomatico nell'80% dei casi e solo in meno dell'1% capace di evolvere nella forma neuroinvasiva. Peraltro, dal punto di vista statistico, Treviso è in una tutto sommato buona posizione.
Se osserviamo gli altri casi, la provincia con più casi in Veneto è Padova, 43 totali, seguita da Rovigo 24, Verona 17, Venezia 15 e poi appunto Treviso e Vicenza con 3 casi. Sul piano del lavoro in atto, Coletto ha spiegato che si sta continuando con le disinfestazioni straordinarie, soprattutto nelle aree di maggiore concentrazione di persone, in stretta collaborazione tra ULSS e comuni. A Ponte di Piave adesso, lo dico d'antenna, la segnalazione che torna purtroppo a parlare di degrado e sporcizia nel Piave. Rifiuti, bottiglie, sacchetti, cartacee, c'è di tutto lungo il Greto del Piave. L'inciviltà di alcune persone continua a regnare nonostante gli appelli degli amministratori e dei vari comitati. Eppure passano i mesi ma la situazione continua a peggiorare. Le immagini parlano da sole. Fra l'altro, ad aggravare le condizioni del degrado anche le festività di Ferragosto. Il Piave è stato preso d'assalto da numerosi cittadini che hanno deciso di trascorrere qualche ora in compagnia con il tradizionale picnic proprio sul Greto del Fiume Sacro. Ottima idea, se non che poi i rifiuti, invece di gettarli negli appositi contenitori, sono stati lasciati lì. La rabbia del presidente del Comitato Salvaguardia del Piave, che ribadisce il degrado è assoluto. Un degrado assolutamente, ma questo qui è un degrado che sta andando avanti da mesi o da anni addirittura, no? Purtroppo questo degrado non è controllabile assolutamente, perché il comune di Ponte di Piave o i carabinieri o qualcuno, non è nessuno che è in grado di poterlo gestire. Nonostante ogni tanto venga organizzata la pulizia dei vari siti e strade, la situazione non sembra migliorare. Così il presidente del Comitato Salvaguardia del Piave ha lanciato una proposta. Gestire le guardie ecologiche volontarie che già esistono in Italia. Questa è una legge famosa, legge Bassanini del 1997, che diceva si possono gestire queste persone, gestirle con guardie volontarie ecologiche. Gruppi sono organizzati ed addestrati che sorvegliano il Greto del Piave e le zone dove abitualmente vengono abbandonati rifiuti per pizzicare gli ecovandali. Intanto scene come queste proprio sul fiume sacro alla patria non fa onore a chi ha abbandonato l'immondizia. Lo dico d'antenna come sempre per le segnalazioni dei disagi, dei problemi che ci volete appunto segnalare, a cui volete dare voce, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per sms e WhatsApp, e anche dei video come quello che abbiamo visto proprio in onda riguardante il Piave, per visualizzare anche quello che è il problema. Leva obbligatoria adesso nel prossimo servizio, continua diciamo così il pressing di questi giorni, di queste settimane degli alpini, al governo a parlare anche il presidente nazionale delle Penne Nere. Erano tempi non sospetti, quasi ad ogni presentazione della Dunata Nazionale Alpina il tema tornava alla ribalta, una leva obbligatoria per i giovani. E stavolta, a dare eco alla voce delle Penne Nere, è arrivato un tweet di Matteo Salvini, che non ha mai nascosto il suo favore a una nuova naia, certo, ma il tweet oggi arriva dal ministro Salvini. All'articolo 52 prevede ancora il servizio obbligatorio a difesa della patria. Noi chiediamo che questo articolo, come tutti gli altri, venga applicato fino in fondo. Per gli alpini tutto inizia da questo. In caserma, in ufficio, in un bosco, nella protezione civile, imbracciando un rastrello invece di un fucile, poco importa. Di certo però lontani dalla famiglia, sconnessi dal web, costretti a stare insieme. Una mini naia, parola d'alpino, pare essere necessaria. Significherebbe tornare a capire qualcosa di importante, soprattutto avere il concetto della identità, che oggi manca. Da troppi anni, per esempio, non si fa neanche più educazione civica nelle scuole. Va capito, continua il presidente nazionale ANA, che oltre ai diritti esistono i doveri. Naturalmente la politica li interpellasse, avrebbero delle ipotesi di naia. Il mio esempio è quello che fa la sezione Montegrappa nella 6 giorni con i giovani, è quello di condividere insieme. Stare insieme vuol dire guardare in faccia chi ti è vicino, guardarlo sugli occhi, qualche volta anche discutere, però saper condividere insieme. Lo sport, il basket, con la nuova De Longhi Treviso che si è presentata ai tifosi. Era ora è il momento delle ultime chiacchiere per poi finalmente iniziare a lavorare.
Basta chiacchiere, si fa sul serio, in palestra a trovare condizione, forma, tiri, schemi e affiatamento. Il tempo di salutare i tifosi, a corso a vedere la nuova De Longhi Treviso con entusiasmo alle stelle, poi coach Max Menetti mette tutti in riga. Ce n'è bisogno per una squadra rinnovata con 7 volti nuovi e con un cambio proprio alla guida. E che guida? L'allenatore che ha portato Reggio Emilia a 2 finali scudetto consecutive nel 2015 e 2016, uno che la A1 la conosce bene e che dice fin da subito in A2 sono e siamo di passaggio. Io vengo da una situazione di tanti anni da A1 ed era ovvio che io qui in A2 mi piacerebbe rimanerci poco, come credo che i ragazzi qui alle mie spalle vorrebbero farlo velocemente. Da qui c'è un percorso, perché è inutile parlare di dove bisogna arrivare se non si comincia a pensare al percorso. Quella promozione solo accarezzata nelle scorse stagioni, quel gran salto fra le grandi che manca da troppo tempo a Treviso. La sfida è lanciata per mixare i giocatori che già conoscono l'ambiente ai nuovi arrivati, dagli USA Wines e Barrett fino al centro della nazionale Amedeo Tessitori, felice per la guida in panchina. È un allenatore super che ci può dare veramente tanto, che ci può insegnare tantissimo come giocare insieme, a come unirci, quindi sono contentissimo di averlo e niente, dovremo lavorare. Già, lavorare, lo chiede anche il presidentissimo Vazzoler. Infatti devo aiutare i ragazzi nuovi a integrarsi e quelli nuovi devono riuscire a capire i compagni di squadra che sono arrivati a giocare. E perché il gruppo diventi squadra ciascuno deve fare un passo indietro, perché sennò non ne fai 2 avanti. Lo chiedono anche i tifosi presenti in massa a Sant'Antonino. Il sogno è la promozione, con un messaggio chiaro ai giocatori, quello che si deve evitare. Che mi rimanga il dubbio che non abbiamo fatto il tutto per poter vincere, quindi che mi rimanga quella mano in bocca e dire avessimo fatto qualcosa in più, forse potevamo giocarci fino in fondo. È solo quello, ma è lo scopo, cioè il messaggio comune, la mission comune dall'inizio del nostro percorso di vita da quando siamo nati. Con lo sport si chiude questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bella giornata di sole, ma sempre con qualche pioggia sui monti. Nel dettaglio, sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Col passare delle ore tempo via via più instabile sui settori alpini, con qualche breve acquazzone di calore. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra 30 e 35 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori in questa giornata. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime comprese invece tra 32 e 35 gradi circa. Infine uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una bellissima giornata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per isolati acquazzoni, specie al pomeriggio, possibili sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 33 gradi. Per ora dal meteo è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.